visto che siamo in zona rossa abbiamo dovuto adottare misure particolari, comunque per poter svolgere i lavori in completa sicurezza per i colleghi che sono presenti in aula e in videoconferenza per chi è appunto da casa o in ufficio. Chiudiamo un percorso importante, era un impegno preso durante la sessione di bilancio, discutere sulle necessità e sulle esigenze che può avere il Veneto appunto guardando ai fondi del Recovery Fund, e quindi una seduta importante che ha alle spalle ore e ore di commissioni, direi decine e decine di audizioni di stakeholders, di categorie economiche, di persone che hanno voluto portarci la loro visione, le loro esigenze e quello che può essere utile al Veneto nei prossimi anni. Quindi faremo sintesi di quanto appunto fatto in commissione nelle scorse settimane e sicuramente daremo dei documenti alla Giunta che tratterà sicuramente in sede di conferenza Stato-Regioni per avere un'adeguata dose di risorse per rilanciare l'economia del Veneto, risistemare lo stato sociale, guardare avanti con ottimismo. Piano nazionale di ripresa e resilienza, una risoluzione per chiedere che il governo Draghi cambi marcia rispetto a quella che era stata l'impostazione del governo Conte. Vogliamo che le regioni contino, vogliamo che le regioni abbiano la disponibilità di spendere alcuni dei fondi che arrivano dall'Europa per far ripartire l'economia. Dobbiamo pensare a una transizione ecologica, quello che è un pilastro di questi fondi europei, per far ripartire l'economia, per dare una mano alle nostre aziende che stanno soffrendo, ai nostri artigiani e liberi professionisti in modo da distribuire ricchezza sul nostro territorio. Non dobbiamo pensare alla transizione ecologica come la plastic tax o come tasse che bloccano la crescita, ma come una possibilità di sviluppo che crei occupazione e benessere sul nostro territorio. Allora, noi come Veneto che vogliamo abbiamo lavorato ad un documento che è il PRR che vogliamo e abbiamo messo alcune proposte importanti e le abbiamo condivise con pezzi della minoranza in una risoluzione comune. Una proposta forte ad esempio è quella sugli asili nido. Abbiamo pensato che la Regione Veneto, in base ai dati, è l'ultima regione nel nord per accesso agli asili a nido e soprattutto dai dati emerge che è la prima regione del sud. Quindi noi dobbiamo con questo piano intervenire proprio su quegli aspetti che portano i cittadini ad essere lontani dai servizi pubblici e gli asili nido, anche per fare in modo che le donne possano conciliare la vita lavorativa e la vita di cura, è un aspetto molto importante. In più il tema fondamentale è il coinvolgimento dei comuni. Non so se sapete, ma il 60% delle risorse del piano nazionale verrà poi speso dai comuni. I comuni devono essere coinvolti, gli amministratori locali devono essere coinvolti nella definizione e nella realizzazione di questo piano. Abbiamo presentato una risoluzione per un Veneto più digitale, più green e più inclusivo, perché pensiamo che sia un'opportunità straordinaria per disegnare il futuro della nostra regione. Il Recovery Fund ha 3 linee molto chiare a livello europeo: la transizione ambientale, la digitalizzazione e l'innovazione e l'inclusione. Per ottenere le risorse, ma soprattutto per ridisegnare il futuro della nostra regione, serve inserirsi in quel solco. E con questa risoluzione facciamo questa richiesta al Presidente Zaia, alla Regione del Veneto: costruire un futuro diverso per la regione in linea con quello che il Recovery Fund prevede.